Sarà determinante la prossima partita con il Cosenza, una squadra che ha raggiunto la zona dei playoff con il morale alle stelle, forte delle 4 vittorie ottenute nelle ultime 6 giornate di campionato, ma anche la squadra di Lello di Napoli ha buone motivazioni, cioè la permanenza in Lega Pro. Intanto oggi si recupererà una partita importante che interesserà la nostra classifica, l'incontro tra il Taranto e la Paganese, 2 squadre sotto l'Agragas in classifica di qualche punto. Nel frattempo la squadra è tornata ad allenarsi dopo la pausa pasquale, dovrebbe rientrare per la gara con il Cosenza Palmiero, mentre è a rischio Pezzella che ha rimediato un infortunio alla spalla con la Casertana. In forse la presenza di Bramati, ancora non al meglio della condizione atletica, e anche l'attaccante Cocis alle prese con un'infiammazione al ginocchio. Una gara estremamente importante per Di Napoli e per i giocatori fortemente motivati dalla vittoria con la Casertana. Io durante la settimana lavoro, quindi i miei ragazzi li valuto durante la settimana. Ho dato questi principi di gioco a questi ragazzi in questo finale di campionato non bisogna snaturare. Secondo me se io snaturo il mio percorso che ho fatto fino adesso do delle insicurezze ai ragazzi, invece io sono consapevole che lavorando durante la settimana, durante i mesi e durante questi 8 mesi i ragazzi hanno assimilato le mie idee di gioco, le nostre idee di gioco e quindi Rodulo è un giocatore che lo tratto come gli altri. Noi forse quest'anno abbiamo dato tutto per scontato in quest'ultima fase di campionato, invece non è nulla scontato, noi abbiamo un percorso di crescita, questi ragazzi hanno bisogno di crescere, cioè noi dobbiamo aspettarli, abbiamo aspettati e abbiamo avuto anche un po' di coraggio, la società ha avuto un po' di coraggio a puntare sui giovani, l'allenatore ha avuto coraggio a farli giocare, quindi siamo stati coraggiosi, ma adesso se non portiamo a termine quello che abbiamo costruito vanifichiamo tutto, quindi la testa è Cosenza. Intanto un punto di riferimento per l'Agragas resta il portiere Pane, che ha salvato il punteggio in tante partite. Pane è stato decisivo Salvemini a Caserta, è stato decisivo, ogni giocatore viene preso, Pane è un giocatore che io l'ho allenato, l'abbiamo preso, che lavorava in Germania, lavorava in una pizzeria in Germania lui, era ragazzino, io a Cava di Tirreni. Poi l'ho allenato a Barletta, poi l'ho allenato a Ischia, poi quest'anno è venuto qua. È un giocatore affidabile per questa categoria qua. Forse un po' lui un po' mi somiglia sotto certi punti di vista, perché lui 2 anni fa ha fatto i playoff con il Benevento. Lui è un ragazzo molto umile, un ragazzo di una serietà incredibile. Non vende il suo prodotto bene. Quindi io e lui ci pigliamo proprio perché siamo tutti e due abbastanza toni bassi, non ci piace il camore, non ci piace. È un ragazzo che secondo me meritava un altro tipo di carriera. Però io sono convinto che come lui posso togliersi delle soddisfazioni.